È stata la giornata degli annunci tonanti all'ombra dei 5 cerchi olimpici che svettano nella conca d'Ampezzo. Il primo riguarda le risorse. Un emendamento del governo alla manovra ha stanziato 60 milioni in più nel 2026 per fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici. Il secondo ha più a che fare con lo sport vero e proprio. Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina sono le coppie di atleti azzurri scelti per fare i portabandiere dell'Italia nelle cerimonie di apertura dei giochi invernali il prossimo 6 febbraio. Le notizie arrivano proprio a Cortina, nel bel mezzo della celebrazione della seconda sessione della Giornata internazionale della montagna, che non lesina l'ennesima buona nuova. È il ministro agli affari regionali e alle autonomie, Roberto Calderoli, ad annunciare una novità importante e molto attesa per le terre alte. Abbiamo individuato attraverso gli esperti un primo criterio che prevede almeno il 25% della superficie comunale al di sopra dei 600 metri e una pendenza del 20% per un 30% di superficie comunale. In alternativa un'altimetria media superiore ai 500 metri quadri e infine quei comuni singoli o confinanti che sono interamente circondati da comuni montani con un'altitudine diversa che comunque vivono le stesse difficoltà delle zone montane. Insomma, la richiesta accorata di rendere operativa la legge sulla montagna entra nel vivo, visto che i criteri annunciati dal ministro identificheranno cosa vuol dire veramente essere territorio montano in Italia. Da lunedì prossimo trasmetterò il primo regolamento alla conferenza, quindi ne devono seguire altri, ma tutte quelle risorse che negli anni scorsi noi siamo sempre riusciti ad utilizzare devono essere messe a terra e tradotte in qualcosa di strutturale, non solo di semplice bonus, ma qualcosa che veramente faccia riprendere non realtà sicuramente come Cortina, ma tante piccole realtà che veramente vivono lo spopolamento, un calo demografico forte, quindi hanno bisogno proprio di un'iniezione di energia e di fiducia, ma anche di risorse.